Sì, chiaramente ci fa piacere la partecipazione a questa iniziativa perché coinvolge tutti i comuni della nostra area. Ecco, queste sono iniziative positive che stiamo portando avanti in questo periodo e credo che la strada giusta sia proprio questa, cioè fare un qualcosa che leghi un po' tutto il territorio. Credo che il filo conduttore di questo progetto sia proprio questo, cioè legare il nostro territorio su tematiche di diverso tipo. Quest'oggi parliamo di turismo, ma questo vale anche per altre situazioni. Chiaramente noi, il sito del Monito della Croda per noi è molto importante, è un luogo a cui teniamo e del quale andiamo orgogliosi e ci fa piacere quindi inserirlo in questa progettualità. Il sito di per sé ha già un'attrazione turistica importante perché se l'è fatta nel corso degli anni, ma sono convinto che il fatto di unirsi in circuito con gli altri porterà dei benefici anche al Monito della Croda, quindi benvengono queste iniziative e speriamo di riuscire poi nel futuro a collegare a questo circuito anche altri luoghi che nel Frontollo ha, che sono meno conosciuti, ma non per questo meno meritevoli di essere visitati.